Hola amigos, salve giù. Buonasera ragazzi. Allora. Stasera nero lutto perché è morto il Napoli, è morto il campionato, è morto. Non me ne frega, ma sto abbuffando i parole stasera. Allora. Napoli 1, Genoa 1. Ragazzi, che vi devo dire? Tantissima delusione, tantissima rabbia. Tantissima rabbia. Cioè, non lo so. Come cazzo sia possibile pareggiare una partita così? Come cazzo sia possibile pareggiare una partita con un uomo in più per più di un tempo? Con tutto il rispetto dello Genoa, con tutto il rispetto degli avversari, ma è una partita che non si poteva pareggiare per le differenze tecniche, differenze di basta cosa anche a lui e chi rivasta. Perché cazzo avete perso una partita di merda, avete fatto contro l'Empoli. Poi vabbè, un uomo in più, tasso tecnico che è superiore. Come cazzo sia possibile? Come cazzo sia possibile uscire da un risultato di 1 ma se finiva, mi crede, se finiva 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 era più giusto ed ero più contento. Perché non è possibile, con un uomo in più non riesce a fare un gol, un tiro buono, non c'è nessuno con i piedi buoni, non ce ne sono, ragazzi. Sì, e voto fanno un tiro bello, un bel gol, ma perché cazzo guadagnano fior di milioni? Ma vuol dire che un tiro buono non ce ne esce, 1 su 10, 2 su 10, 3 su 10. Poi ma scarsa a Pierre Stewart, entra Onas e fa ritiro proprio. Il secondo è uscito poi fuori, lo stanno cercando ancora, aiuta a finire a Bagnoli, lo stanno ancora cercando quello. Vabbè ragazzi, no, ma poi ci sono giocatori che non voglio vedere più. La prossima stagione ci sono giocatori che non voglio vedere più nella prossima stagione. Per cortesi, per favore, faccio due nomi, Mario Rui e Isaac. Non li voglio vedere più, non li voglio vedere più. Allora, Isaac ha avuto quella palla del 2-1 che passa in mezzo. Ma chi cazzo passa? Chi sta passando sta palla? Insigne, mancava 1 minuto e mezzo, fa un tiro. No, perché non si venuto a pallone a Bagnoli, che ha tirato Onas. E sta per mo c'ho Ronchi e faccia felice. Ha tirato un tiro. Un tiro Stuart, un tiro fuori campo. Sapete quando a baseball tirano la palla va a finire fuori campo? Solo che a caso figure merda, non sono punteggi quando la palla va a finire fuori campo. Sono figure di merda per quello che guadagnate. Per quello che guadagnate. Almeno la cazzo della porta. La volete prima o no? Ma poi manca 1 minuto e mezzo. Hai fatto perdere 1 minuto. Mancavano 5-10 secondi. No, tu manca 1 minuto e mezzo fai un tiro. Vabbè, complimenti a Radu che ha fatto delle belle parate anche sulle deviazioni e autorete, autogol, ha parato tutte cose. Tutto. Impossibile. Parava tutto. Pareva Kenny Guerriero. Sapete? Anzi no, chi era cosa là? Pegasus. Fulmine di Pegasus, pare. Fulmine di Radu. È incredibile. Com'è? Stasera non mi mette per stasera no. Calma Fiocco. No. Papi non si uccide, no. Non vale proprio la pena. Non vale proprio la pena. Allora ragazzi, ma dico io, no? Ma se non sapete neanche vincere in casa, con un uomo in più, per tutti quei minuti, giustamente espulso Sturaro perché ha commesso un fallo bruttissimo su Alan. Ma come si fa a non ingarrare nemmeno la porta? No, tiri centrali, tiri fuori. No, che posso dire ragazzi? Gol di Mertens. Secondo che ha raggiunto Cavani, ce ne frega un fico secco che
che ha raggiunto Cavani nella classifica dei capocazzi. E vabbè, non mi ricordo manco che ha pareggiato. Tutto magnato, guarda, è una cosa incredibile, non ci posso pensare. Ma vedo qua perché il nome ne vale la pena, si deve dire Lazovic, giustamente in 3 minuti di recupero del primo tempo la pareggia, ma giustamente perché il Genoa, allora veniamo il Genoa ha fatto la partita della vita perché giustamente si vanno salvare, ma qualcuno dirà vabbè, ma questo Genova ha vinto contro la Juventus. Sti cazzi, la Juventus gioca una merda, gioca una merda, normale, non ci sta niente di male se la vinciuto contro la Juve. Perché la Juve quando le vince le partite? O le vince a 1-0 a culo, o le vince grazie ai singoli campioni, o con gli aiutini, come quelli di ieri, che ci sono a meno di rigore con Milan, con gli aiutini. Però vabbè, il campionato è finito, l'hanno vinto, applauso a loro. Però dico io, no, cazzo, porca cazzo la miseria con la maiala, e la maiala nella miseria. Come si fa a non riuscire neanche a, non lo so, a lasciare il campionato acceso, almeno fino alla quintultima, no? Si sono già resi, hanno una mentalità di merda che se non cambia... Mo' che dovete fare la partita contro l'Arsenal? Ma per favore. Questi qua ci fanno mo' così, ci fanno proprio. Oh, esce la partita perfetta con la Roma, esce la partita perfetta con l'Arsenal, esce la partita perfetta nel ritorno con la... Ma voi le dovete vincere tutte ste cazzo di partite, tutte le dovete, specialmente siete pagati per vincerle contro queste squadre più deboli, con tutto il rispetto per Genoa che ha fatto una signora partita, un applauso ai cugini Genoa che hanno meritato il pareggio, dirò di più, hanno pure sfiorato la vittoria pure con un uomo in meno. Vabbè ragazzi, non lo so, colpa dell'allenatore, colpa dei singoli, colpa della sfortuna, colpa non lo so. Sta di fatto che mo non lo so. Bah. Io credo che sia soprattutto un fattore psicologico. Un fattore psicologico, fa una partita della vita contro l'Arsenal. Ma ci sono giocatori che ne voglio l'anno che beh, non li voglio vedere più l'anno prossimo, non li voglio vedere più. Vabbè ragazzi. Sempre Forza Napoli al di là dei risultati. Ma io se ne affatica, ma che ce ne fu.